Roberto, arriva. Allora Robè, Dimmi. che hai parlato di bello dietro le quinte? Niente, si è parlato. No, perché state organizzando il discorso è qualcosa? questo, sono un po' di tempo che ci manca. Allora, Certo. girando negli studi di SL48 si incontra Sì. l'amico che non vedevi da tanto un po' di tempo. Infatti, io avevo una mia guardia del corpo personale, Sì. l'ho trovata, il mio amico Mastrolino. Vabbè, dopo, ecco, anzi, accendiamo le luci e facciamola vedere in piedi, ecco. Alzate Gianni, perché così bisogna far vedere la guardia del corpo di tutte e due, perché io dico che sono amico di Gianni quando dico che sono amico di Gianni nessuno mi dice niente. No, Sì, nessuno mi dice niente, Robè. A un certo momento tutti stanno belli tranquilli. Guarda, io sto cercando di mettere a fuoco qualche cosa da fare insieme. Voglio fare un video insieme. E dopo come no? Si può organizzare. Lo devo fare. Si può organizzare tutto, va bene, Robè? Lo farò, ti giuro che Allora, adesso non so se tu hai preso i numeri di telefono, i numeri del tuo telefonino. ecco. Hai preso? Oh, meno male. Allora, il mio numero, questo qua è l'unico numero che voi dovete chiamare, perché questo è il numero giusto. Sì. 333 46 63 429. Ripetiamo. 333 Sì. 46 63 429. Allora, se volete una carrellata di canzoni del nostro Roberto Stallone, praticamente, poi potete chiamare questo numero e Roberto vi fa il pacchetto e ve lo manda a casa, giusto? Vi mettete d'accordo? Ecco, perché voi vi tratta bene, perché Roberto no, ci saranno problemi. tutto a beneficenza di una famiglia povera. Ma non è, a me mi farebbe piacere anche se, diciamo, che ne so, 20 persone, 30 persone si metterebbero insieme e farebbero una festa. Allora vedrebbero io che attenzione gli farei. Certo. E poi venire anche il nostro Palombo. È logico, ma io perciò dico questo, perché ce l'abbiamo già qua. Ce l'abbiamo pronto a portata di mano. Se vi serve uno che porta le valigie, vengo io. A disposizione. C'è Gianni. Gianni porta una valigione grossa così. Lui ci porta pure noi. Ci porta pure noi. Ci mettete dentro la valigia e ci porta. Vabbè. Allora senti, vogliamo far ascoltare una bella canzone, Roberto? Dopo la ripetiamo. Quando ritorno. Allora, quando ritorno. Allora facciamo entrare subito lui o poi lo facciamo. Sì, che andate insieme a una canzone così. D'accordo. Signori, ecco a voi il maestro Palombo Carmelo, eccolo qua. Carmelo, arrivato dalla mano, Carmelo, perché dare la mano a un artista così vale la pena, i mischi di certo. Da misca, no? Ma mischi, mi sembra pure suona la mano. Allora senti, che cosa avete preparato in due? Niente, la verità proprio, la fisarmonica tanti anni fa era uno strumento guappo. Insieme alla chitarra facevano sempre le serenate guapparie. E infatti ci sta una canzone che il maestro ha scelto, Guapparia. Ed è da un buon siciliano con una cultura napoletana, ha voluto scegliere. Ha messo in mezzo la situazione, la rete mischiata, è uscita fuori Guapparia, Roberto e Carmelo.